Segretario, qual è la posizione del suo sindacato dopo i fatti del 13 novembre? Ma la posizione del mio sindacato è quella che è assunta e che è stata assunta ormai da diversi anni a questa parte, in quanto abbiamo assistito a tutti i governi che si sono succeduti nel tempo un via via di tagli continui alla sicurezza. La sicurezza ormai da troppo tempo è stata interpretata come un costo da tagliare, non come una risorsa su cui investire. Qui a Pordenone assistiamo tra l'altro a una probabile chiusura della questura, della prefettura, perché questa è la logica a cui si sono ispirati tutte le politiche degli ultimi 10-15 anni a questa parte. Abbiamo una carenza d'organico di circa 40.000 unità nelle forze dell'ordine e ora sembra che il decreto Madia abbia cristallizzato ad organici attuali quelle che sono le dotazioni organiche. Ecco, noi riteniamo che questo non sia un buon modo e ci auguriamo che purtroppo i fatti tragici di Parigi abbiano destato da questo torpore i governi, perché dobbiamo essere tutti quanti consapevoli che la prevenzione si fa nei momenti di pace, nei momenti di tranquillità e il costo della sicurezza, il costo tra l'altro delle libertà di ogni cittadino e di un popolo deve essere un costo costante e non possono attuarsi manovre tampone come quelle che pare si stiano facendo in questo momento. Ben vengano, ma basta che la sicurezza entri nuovamente nell'agenda dei governi e ci resti in pianta stabile. A proposito di fondi, sembra da alcune fonti di stampa anche che magicamente siano stati trovati nuovi addirittura milioni, si parla di 400 milioni di euro a questo proposito. Qual è la sua posizione e come mai appunto lavoriamo sempre sul dopo queste catastrofi? Fortunatamente invece le forze dell'ordine lavorano sulla prevenzione e lavorano molto bene, i governi ci sembra che lavorino dopo questi eventi. Allora il problema è, ho sentito anche Renzi parlare di un investimento cospicuo e di puntare sul cyberpoliziotto, ma non ci dobbiamo dimenticare la schizofrenia che viviamo, in quanto fino a pochi mesi fa erano proprio le sezioni della polizia postale che dovevano andare a chiudere, eppure è una specificità, una specialità della polizia che ha il compito, bene o male, di monitorare costantemente quella grande autostrada che è internet, con quel miliardo di informazioni che passano e quindi transitano quotidianamente. Ripeto, ben venga se qualcuno si è svegliato da questo torpore che da troppo tempo quindi coinvolgeva i governi che si sono succeduti, speriamo che queste risorse servano in parte a colmare qualche lacuna che c'è stata, che vada dai mezzi tecnologici, vada logicamente all'assunzione di personale, vada incontro a tutte quelle che sono le esigenze dello stesso personale. Intanto mi permetta una cosa, quello che è un po' assurdo è di fronte a un evento del genere dove il ministro parla che si è passati a un livello di sicurezza 2, dovrebbe spiegarci il significato in quanto i lavoratori non lo sanno, forse è un termine, forse è un codice solamente per pochi eletti e dovrebbero dirci perché nessuno, dal Presidente del Consiglio che pure aveva l'obbligo in vista della presentazione della legge di stabilità, dal Ministro dell'Interno al Capo della Polizia, nessuno ha sentito l'obbligo di confrontarsi e sentire i rappresentanti dei lavoratori di un settore così delicato per capire appunto cosa è meglio fare e cosa non funziona in questo momento.